I bambini del mondo sono pronti ad aprire con il Festival internazionale del folklore a loro dedicato il 75esimo Mandorlo in fiore di Agrigento. Tenendo fede al motto coniato dal loro papà, il compianto Claudio Crescenzo, i bambini aiutano i bambini, prima di iniziare la loro performance artistica, il gruppo Academia de Danzas Folclóricas Francisco de León di Panama, come ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, sabato 4 marzo alle ore 11, ai piccoli degenti presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, portando in corsia un momento di folklore. Alla kermesse organizzata dall'AIFA, Associazione International Folk Agrigento, giunta alla 20ª edizione, partecipano i gruppi folcloristici internazionali provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia. Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale, ribadisce Luca Crescenzo, presidente AIFA. Nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dell'UNESCO, la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, infatti, anche per quest'anno, il quarto consecutivo, ha concesso il proprio patrocinio al Festival I Bambini del Mondo, in considerazione dell'alto valore culturale ed educativo dell'iniziativa. Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Donguanella, i Fiori del Mandorlo, i Piccoli del Valdacragas, Fabaria Folk, i Carusi di Girgenti, i Tre Castagni dell'Ettina. Domenica 5 marzo alle ore 10, inizio della kermesse folclorica con la prima sfilata che darà il via al 75esimo Mandorlo in fiore. Alle 20:30 al Teatro Pirandello il primo spettacolo del Festival internazionale I Bambini del Mondo, con la presenza di tutti i gruppi internazionali ormai da anni nominati ambasciatori di pace dell'UNICEF.